l'applauso del Pala Sarrufo per l'entrata in campo delle due squadre per stasera, la 11ª giornata del campionato di Serie A vede i padroni di casa dello Sporting Sala Consilina contro la Came Treviso. Queste sono le formazioni che tra qualche istante andrò a leggervi e questo è il colpo d'occhio del Pala Sarrufo con tutto il suo pubblico. Vediamo anche i tre arbitri e andiamo subito a scioglierci con la loro presenza, con il nominare l'arbitro, il primo Marco Moro della sezione di Latina, il secondo Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro, al crono Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa. Queste sono le squadre, andiamo a leggere velocemente le formazioni con il mister Rocia che schiera Pietrangelo, Botosso, Turk, Del Gaudio, Sutton, Japa, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni, Ditano, Sacon. Fa a meno dell'infortunato Belsito il mister Rocia. Andiamo a vedere invece la compagine di casa con Fiuza, Carducci, Arcidiacone, Zonta, Stigliano, Batteria, Brunelli, Volonnino, Abdala, Teramo, Cudrignelli e Pozzo. Mister Oliva dovrà fare a meno di Grasso squalificato e di Salas infortunato. 11ª gara, ma vediamo in classifica queste due squadre come sono posizionate. Troviamo il Came Treviso a 14 punti, lo Sporting Futsal a 13, quindi uno scontro diretto per metà classifica, ma bisogna ricordare che lo Sporting ha da recuperare, o per meglio dire dovrà vedere il giudice sportivo cosa deciderà nelle prossime ore, nei prossimi giorni per la gara casalinga, la nona, quella contro il Feldieboli, che è stata interrotta per un blackout negli ultimi 90 secondi, quindi c'è da aspettare la decisione del giudice sportivo affinché si possa disputare i 90 secondi, oppure vedrà a chi attribuire la sconfitta. In questo caso per responsabilità oggettive ci sarà per lo Sporting, quindi aspettiamo comunque che l'esito vada avanti. La Feldieboli aspetta sempre di recuperare anche una gara e lo farà il 6 di dicembre, scusatemi, e lì sarà completo il gruppo con la classifica. Ma rimaniamo a noi, andiamo a vedere questa gara importante dal punto di vista anche della morale, con una sconfitta avuta la settimana scorsa da parte di mister Oliva in quel di Catania, e bisogna riscattarsi, bisogna assolutamente che in questo parte in questo momento la gara tra Sporting Sala Consilina e Came Treviso. Bisognerà recuperare il terreno perso secondo mister Oliva. Abdala, andiamo a seguire attentamente quindi questa diretta in streaming con Batteria che va alla battuta, Arcidiacone. Abdala alza la palla ma tocca l'impianto di riscaldamento, di climatizzazione, e di conseguenza ci sarà fallo laterale. Se ne occupa Turk. Sacon, subito la palla per Turk, ancora Sacon, marcato forte, ricordiamo Japa che deve essere marcato forte, da lui ci si aspetta veramente tanto, il capitano Japa che viaggia con 8 reti. Ottimo lavoro di Brunelli, per lui invece solo 4 marcature quest'anno, il bomber della A2 dell'anno scorso. Turk, se ne va il numero 10 sulla fascia, Sutton, ancora un'altra occasione per la Came che viene comunque stretta
è allontanata dall'area di rigore dello Sporting con Brunelli, il capitano. Posizione difensiva per lui in questo momento. Se ne va sulla fascia il numero 89 Sacon, perde il possesso, batteria. Fiuza si allontana dai pali per dare più manovra. Giappa si chiude questa diagonale, tiene a bada il suo giocatore arcidiacone Abdala. Ottimo il pensiero per Brunelli che già pensa di partire sulla fascia, ma poi lascia ad Abdala. Ancora per Arcidiacone. Ottimo il pensiero per Batteria, prende la sua prima palla il numero 22 Titano. Chiama Giappa a gran voce, era già uscito Fiuza che lascia scorrere la palla in rimessa dal fondo. Chiama anche il suo schema e come sempre si sbraccia per dare la palla, che viene controllata di petto da Brunelli, che poi perde il possesso. C'è Turk, Sutton, Turk, ancora Giappa. Si fanno sentire i supporter dello Sporting Sala Consilina, presenti sugli spalti, che si riempiono sempre di più per questo evento sportivo. Occhio, la palla va direttamente fuori. C'è forse il tocco di Fiuza di sicurezza, che accompagna la palla in corner. Sutton alla battuta. Sutton alla battuta. C'è Turk, carica il sinistro, si impenna la palla. Fiuza con Giappa subito su Sutton. Il gioco il sinistro. Fallo laterale. Sutton per Turk. Intercetta Batteria. La palla è per Titano, che lancia ma lascia Fiuza. C'è una manata con Giappa che si aiuta e la palla va fuori per prestare i soccorsi a Batteria, che rimane a terra. Abbiamo visto che Giappa nel correre si è aiutato con una mano ed è andata a colpirlo proprio in volto. Nulla di fatto, si alza. Sicuramente la palla verrà restituita da Brunelli. È così. Si può riprendere. Sono trascorsi 3 minuti e 13 secondi. Turk, ancora per Giappa. Se ne va sulla destra. Ottimo il lavoro di Arcidiacone. Lo lascia fare Giappa proprio per guadagnare. Ancora un fallo laterale. 14 punti in classifica per la Kame Treviso, 13 lo Sporting Sala Consilina. Batteria, Arcidiacone subito per Abdala, si muove bene anche sulla fascia, viene raddoppiato da Sacon che poi porta la palla di nuovo in area di rigore dello Sporting. C'è da far spostare, o per meglio dire rimettere al posto suo la porta. Arcidiacone, Abdala, ancora Arcidiacone. Ottimo il suggerimento per Batteria, se l'era chiamata ma la palla è troppo lunga, peccato. Sciupa così l'occasione di presentarsi davanti al portiere, il numero 10 dello Sporting. Deviazione, sarà ancora fallo laterale per la Kame.
Doppia deviazione, questa volta invece è dello Sporting. Se ne occuperà Abdallah. Subito per batteria, di nuovo Abdallah, centrale per Brunelli che si fa spazio, carica al sinistro e la palla va fuori. Con una deviazione andiamo al corner per lo Sporting. Brunelli è in agguato e così il suo sinistro troppo alto. Continua a raggiungere il palla Sarrufo. Tifosi ma anche appassionati. Abdallah, spazio per Arcidiacono. Brunelli, Arcidiacono, si muove bene lo Sporting, si accentra Abdallah proprio nel momento in cui voleva tirare, gli è stata negata la possibilità dalla difesa della Came. Ancora lo stesso schema di prima con Arcidiacone che cerca di sfondare dalla sinistra. Allora c'è il mister sempre attento, il tiro di batteria deviato. Giappa, riparte la Came, chiude Brunelli, il secondo tiro sul secondo palo, non si fa trovare preparato Turk, in ritardo. Intanto mister Oliva cambia sostanzialmente in blocco 3 suoi giocatori, lascia solo Arcidiacono, Carducci, Volonnino, la deviazione Carducci, bravissimo a chiudere, lascia per Volonnino, da quest'altra parte Cotrignelli gli fa spazio e adesso la deviazione, peccato, non c'è stata provvidenziale ma c'è il corner, peccato la triangolazione non si è chiusa. Volonnino potrebbe provare Arcidiacono e così si distende Ditano di quel tanto che basta per deviare la palla di nuovo in angolo. Carducci, su di lui Sutton, ancora Carducci, perde l'equilibrio, si rialza, c'è la possibilità per lui di andarsene, il numero 10 mette fuori, si riparte da Arcidiacono. Volonnino che sta per perdere la palla, abbraccia il suo avversario che resiste ai colpi di 2 avversari, anche il terzo con una mano, e mette la palla dentro e l'arbitro convalida la prima rete, che è quella della Came, con Cotrignelli che rimane a terra. Giappa non perdona e mette dentro la rete dell'1-0 per la Came Treviso, quindi in vantaggio con il solito Giappa. E sono 9 le marcature dall'inizio della stagione per lui. Cotrignelli alla battuta, Carducci sotto di una rete lo Sporting. Adesso prova con Zonta. Volonnino se ne va sulla sinistra, spazio per Cotrignelli, esce su di lui Ditano, un ottimo lavoro di chiusura con Di Guida, che il numero 14 è appena entrato al posto di Giappa. Sacon riceve la palla ancora per Di Guida, si aiuta anche con le braccia Carducci, Del Gaudio non raggiunge la palla, Zonta alla battuta, Volonnino, ricriminavano il fallo sull'azione del gol, aveva resistito a 3 giocatori Giappa per poi andare ad insaccare alla sinistra di Fiuzza. 1-0, e su 1-0 che nei primi 6 minuti
primi 6 minuti di gioco. Volonnino, Carducci per Fiuzza che non ci pensa due volte e spazza la palla. Una Came che sarà impegnata con i primi in classifica la settimana prossima. Del Gaudio, su di lui Zonta, chiude Cotrignelli su Botoso. Botoso che adesso riparte, vediamo se la palla riesce a raggiungerla. No, aveva chiuso comunque lo specchio Fiuzza. Carducci, Volonnino, Cotrignelli un po' nascosto, adesso eccolo, si fa vedere. C'è Carducci che preferisce Volonnino, che parte come sempre da dietro il muro per Del Gaudio. Ancora Carducci, Cotrignelli, il passaggio è per Zonta. Volonnino viene spinto, c'è spazio per la Came con Sacon, vede Del Gaudio sulla destra, lo serve, chiude benissimo Fiuzza, lo specchio della porta. Sacon, con Botosso, Del Gaudio carica al sinistro, deviato da Fiuzza. Scorrono velocemente i minuti, sono 8 ormai. Carducci è da solo, perde palla, recupera subito Del Gaudio, ancora una deviazione di guida alla battuta, numero 14, sotto di 1-0 con la rete di Giapa. Attenzione, Sacone il tiro, numero 89 che voleva qualcuno che arrivasse sul secondo palo a chiudere. È un piano che non è riuscito e si riparte da Fiuzza. A fianco a lui c'è Zonta. Attento lo sguardo di mister Oliva in panchina, pensieroso anche Rocia. Carducci, Zonta, palla per Cotrignelli, potrebbe darla ed è così a Volonnino, taglia il campo Zonta, Volonnino gli dà la palla, si fa vedere anche Carducci, rimane a terra Volonnino, colpito Zonta, vediamo che cosa fa. Sicuramente una ginocchiata sul quadricipite lateralmente, il dolore lo vediamo, c'è, raggiungono i sanitari il giocatore che a terra si lamenta dal dolore. Ora lo fanno rialzare, ma sicuramente la gamba sarà ancora dolorante e mister Oliva allora decide di far entrare sicuramente Brunelli. Sì, accompagnato fuori non solo dai sanitari ma anche dall'applauso dei presenti. Brunelli, una gran bella botta sul muscolo, speriamo che non sia nulla di grave, e si restituisce la palla. Carducci, Brunelli, ancora Carducci, pressing alto della Came Treviso. Brunelli, Carducci, gli chiude la strada Azzoni, Zonta, ancora Fiuzza che preferisce mandare fuori la palla.
si chiede l'intervento, forse ce la fanno. Eccolo qui il pallone che entra sul rettangolo di gioco. Di Guida, un'occhiata ai suoi compagni e poi può ripartire Carducci, è libero Cotrignelli che riceve, adesso si accentra il tiro, ma crediamo ci sia una deviazione e Cotrignelli si lamenta di non aver potuto dare, ecco, la forza giusta per arrivare in porta, ma c'è deviazione. Carducci, eccolo Brunelli, si coordina, Botosso mette fuori. Siamo quasi, mancano 45 secondi ai 10 minuti giocati. Il risultato è sempre di 1-0, come vedete dalla grafica, in favore degli ospiti della Came Treviso. Il gran tiro di Batteria, chiude su di lui Zonta, su Botosso, lo maltratta un pochino, l'arbitro interviene chiedendo calma e soprattutto che alla prossima sia un poco più corretto nell'intervento. Botosso, Perazzoni, Di Guida, Del Gaudio, c'è forse il contatto del numero 9, per cui si riparte dalla battuta dello Sporting. Carducci a fiducia, bravissimo Arcidiacone, la deviazione del portiere di Tano. Esce Botosso, rientra Turk, Brunelli che lascia intanto ad Abdala, dopo una grande azione di Carducci viene sostituito. Arcidiacone, Abdala, Brunelli, ancora Abdala, passa al centrocampo, Batteria, c'è forse un colpo allo stomaco, manca il fiato, sì, lo lasciano distendere, fosse un colpo all'addome sicuramente. Lo stanno aiutando anche il portiere di Tano a distendersi, respirare. Mister Oliva pensieroso in panchina, a pensare sicuramente da farsi per i prossimi minuti. Sono passati 10 minuti di gioco da 5 secondi, tutta una metà tempo per ritrovare il pareggio per la squadra di Mister Oliva, sotto di una rete. Giappa tenuto in panchina, forse nella speranza di riservarlo per momenti peggiori. Dopo la rete è andato a sedersi ed è rimasto lì. Ottimo il lavoro per Brunelli di Fiuzza, uno stop eccellente, poi non c'era nessuno, infatti viene anche applaudito per il gesto tecnico. Batteria che batterà, ed è così Arcidiacone sulla sua strada di guida. Ma attenzione, riparte la Came che taglia completamente il campo, si presenta davanti a Fiuzza che devia. Ciapa è rientrato, Del Gaudio, una serie di finte e alla fine Arcidiacone che lo contiene, bravissimo. Batteria si ferma, anche per lui un colpo, o un dolore, sì, lo vediamo verso l'inguine, per lui problemi.
si rialza, forse per lui sarà difficile rientrare subito. Il problema è all'adduttore, crediamo che sia lì il problema. Eccolo qui, applaudito Santiago Teramo. L'under di turno, Abdala voleva chiudere verso Brunelli, lo ringrazia Brunelli, il numero 11 di Tano. Da quest'altra parte per Giapa, si accentra, gli ruba letteralmente la palla Santiago Teramo, fa bene e viene incitato da tutti. E Brunelli, il suo destro, la risposta di Ditano a pochi metri, nega la rete del pareggio. Teramo, Arcidiacono, Abdala, si fa vedere Teramo, ancora gira intorno ma la palla va verso Brunelli. Arcidiacone, Teramo, ancora Arcidiacone, Abdala, alza lo sguardo Teramo, Abdala sbaglia l'appoggio, recupera, grandissimo il gioco di gambe di Abdala a nascondere la palla e poi Brunelli. Teramo cerca la profondità, lo Sporting la chiede anche a gran voce Brunelli, attenzione abbiamo perso la palla, c'è Sacon ma c'è anche Fiuza che non crea problemi. Giappa mette fuori Teramo, Brunelli, scatta Abdala, la palla che arriva quasi in difesa dove Turk viene anticipato da Ditano e questa volta è Brunelli che non si coordina bene, mette la palla fuori, cerca in tutti i modi lo Sporting uno spiraglio, una possibilità per il pareggio. Intanto Codrignelli perde la palla, favorisce così il tiro della corrente Sacon che per poco non mette dentro la rete del 2-0, se ne va sulla fascia Arcidiacone. Ancora Giappa a rimorchio, lascia la palla al numero 17 che è appena entrato, Perazzetta. Teramo, ottimo il suggerimento, Teramo si trova davanti al portiere da dimenticare però il suo tiro, ma non fa nulla, la sua generosità viene ricompensata da questo applauso di tutti. Giappa stoppa di petto, Arcidiacono, è ottimo il suo lavoro in fase difensiva. Sutton alla battuta, Perazzetta, il suo sinistro che sorprende tutti e insacca la rete del 2-0. Fiusa era coperto sicuramente e c'è la seconda rete quando ci troviamo a 13 minuti e 27 secondi, raddoppia Perazzetta, 2-0 al Pala San Rufo. Abdala, Giappa, forse c'è deviazione, anzi no, Abdala per Codrignelli, Abdala vuole farsi spazio, non ci riesce, la palla è per Ditano che con il suo sinistro calibra troppo alto e va fuori. C'è il time out chiamato da Mister Oliva
si va per un minuto ai propri allenatori, ai propri tecnici. Vediamo subito Fabio Oliva impegnato a dare i consigli giusti per i movimenti giusti. È sotto di 2-0 lo Sporting in casa. C'è anche mister Roccia che parla attentamente con i suoi. Due a 0 quando mancano 6 minuti e 12 secondi alla fine della gara. 2 a 0. Una Came Treviso che all'inizio del campionato aveva avuto un calo, poi ha iniziato a fare risultato e stasera sta andando avanti per 2 a 0. Arcidiacone, Abdala, Teramo. Lo Sporting deve dare una scossa alle sue azioni, ai suoi movimenti. Abdala, Arcidiacone, Cutrignelli ha provato a concludere, non c'è arrivato, c'è stata la deviazione, però si parte da questo calcio d'angolo un po' ingenuo, però capisce tutto la difesa. Ora c'è Fiuzza carica il destro, palla per Ditano. Perazzetta, autore della seconda rete. Teramo, Fiuzza, Arcidiacone, fa spazio Arcidiacone, il suggerimento era per Cutrignelli. Chiude bene la Came Treviso e si presenta spesso con questo pressing alto. La deviazione adesso di Sacon. Onora sempre il pubblico, il tifo e anche la presenza qui a Sarufo. C'è tanta gente, bello vedere questo spettacolo. Peccato per Stigliano dopo la finta di Giapa. Si riparte dal portiere. In campo Botosso, entra anche Zonta al posto di Abdala. Ancora Zonta, Cutrignelli, Zonta, attenzione al pressing sempre asfissiante di Botosso questa volta. Sacon, tutto per Giapa, ma è troppo lontano. Sa quando ripartire, la Came Treviso, e riesce a far male come nei due casi, prima la seconda rete. Giapa per Sacon, la sua conclusione va fuori. Ci riprova quindi Zonta, alza la palla per Cutrignelli, ancora per Zonta, c'è libero anche Stigliano sulla destra. Arcidiacone sbaglia l'appoggio, rientra Del Gaudio su uno stanco Giapa. Botosso, Sacon,
Botosso, ancora Sacon per Del Gaudio, viene spinto da Arcidiacone. L'arbitro dice che c'è un'irregolarità a terra, quindi ennesimo calcio di punizione. Attenzione a questo tiro di Botosso, la palla in fallo laterale di Guida, Del Gaudio, ancora di Guida, centralmente per Sacon, ma Sacon non riesce a controllare. Sale ancora la Kame, Brunelli arpiona una palla difficile e guadagna anche un calcio d'angolo. Lo Sporting adesso con Brunelli, Zonta, la deviazione, spazza, poi quasi paura che l'avversario arrivasse dietro le spalle, da dietro le spalle di Sacon, e mette fuori. 3 minuti 19 secondi a disposizione dello Sporting per accorciare le distanze. Zonta, Arcidiacone, Brunelli, Zonta, la finta che non porta nulla di fatto, è solo un altro fallo laterale per la Kame Treviso. Ancora di Guida, Del Gaudio, sbaglia tutto, Brunelli, vediamo che cosa si inventa con il suo sinistro, la deviazione, e c'è anche il ritorno sulla fascia della Kame, il pallonetto, e poi risolve Fiuzza con questa parata. E adesso per Zonta, vuole passare il centrocampo, ancora una deviazione, Brunelli, gioco poco fluido, Abdala sulla fascia in 1 metro di Guida, Sacon, ancora Del Gaudio, scatta il portiere, lo vede Botosso, ma provvidenziale il colpo di testa di Zonta. Un po' in difficoltà lo Sporting su questi continui attacchi della Kame Treviso, e adesso a 2 minuti e 21 secondi c'è Mister Rocha che chiede il time out e quindi fa respirare i suoi uomini, e quindi utilizza questo minuto per sincronizzarsi con tutti in campo. Mister Rocha, c'è anche Fabio Oliva, gran lavoro per lui, sotto di 2 reti. Lo Sporting deve reagire assolutamente, e vuole sicuramente sfruttare questi ultimi 2 minuti e 21 secondi. Mister Oliva, si ritorna in campo. Fiuzza, Brunelli, Stigliano, Abdala e Zonta. Del Gaudio, di Guida, Botosso e Sacon, invece insieme a Ditano proseguiranno, e quindi la battuta del numero 14 con Di Guida che viene spronato dall'arbitro. Lo schema non riuscito, può ripartire Brunelli, il capitano alza lo sguardo e poi centra le gambe dell'avversario. Ha provato a sorprendere Ditano dalla destra, l'arbitro indica il fallo laterale. Stigliano, il tiro alla rete, accorcia le distanze, lo Sporting Sala Consilina con Stigliano quando mancano 2 minuti e 9 secondi, accorcia le distanze sui sviluppi di questa azione, e Stigliano con un piattone
mette la palla lì dove Ditano non ci può arrivare. Siamo 2-1, un po' di animo quindi sugli spalti. Immaginiamo che nessuno abbia potuto raggiungere da Treviso il Pala San Rufo, quindi diamo per scontato che ci siano solo tifosi della nostra zona. Arpiona bene di guida, non fa altrettanto poi per il controllo. Brunelli in due su Del Gaudio, c'è Brunelli che resiste di guida. 1 minuto 46 secondi. Sacon, Botosso, Del Gaudio se ne vorrebbe andare, viene fermato ancora da Stigliano. Si velocizza questa ultima parte della gara, attenzione con Fiuzza, ottimo, chiude sulla linea che delimita l'area di rigore. Conta già i secondi l'arbitro. Sacon, esce Stigliano, ancora per Brunelli e ancora per Stigliano, il suo sinistro questa volta trova l'avversario e anche per ultimo la sua gamba, e quindi la gamba di Potosso gliela respinge su, e quindi il possesso è della Kame. Sacon, è entrato anche Sutton, attenzione a Giappa, Fiuzza lascia Cidiacone, subito per Abdala. Brunelli ha un altro respiro, la manovra dello Sporting che adesso si distende, forse contiene un poco le azioni, vuole contenere le azioni la Kame, considerando che mancano 47 secondi, deve spingere invece lo Sporting e lo sta facendo sin da quando ha trovato il gol dell'1-2 di Stigliano. Adesso sicuramente possesso, ed è così. Sacon di guida si fa vedere al centro, viene servito, 36 secondi. Sutton subito per di guida che arpiona bene, Brunelli non ci pensa a deviare subito la palla in fallo laterale. Batte di guida per il numero 10 Sutton, una serie di finte a mettere fuori Stigliano, ma non crede a tutto e di conseguenza si riparte dalla difesa. Sbagliato anche l'appoggio di Tano, manca veramente poco, mancano 13 secondi e lo Sporting con Abdala e con Fiuzza che dà una mano. Attenzione Stigliano, fallo laterale, Sporting 5 secondi, bisognerà tirare immediatamente. Stigliano, Abdala, la deviazione, ci sarà veramente pochissimo tempo, mancano 3 secondi solo, il tempo di battere e tirare, e crediamo che questo lo debba fare Brunelli, che è già pronto, ha già caricato la sua arma, il suo sinistro, eccolo qui, e la palla si spegne sopra la traversa. Aspettiamo solo il suono della sirena e il fischio dell'arbitro per andare negli spogliatoi. Un secondo ed è così, si va negli spogliatori con il risultato di 2-1 a favore degli ospiti della Kame Treviso, sotto quindi di una rete lo Sporting Sala Consilina. Noi ci fermiamo per una pausa e poi ritorniamo qui al Pala San Rufo per il secondo tempo della 11ª giornata di Serie A tra Sporting Sala Consilina e Kame Treviso. Rieccoci dal Pala San Rufo con le squadre già in campo
per disputare gli ultimi 20 minuti di questa 11ª giornata del campionato di Serie A di futsal, che vede protagonista il Pala San Rufo e lo Sporting Sala Consilina che ospita la Came Treviso. Il risultato è di 2-1 a favore degli ospiti, 2 reti, e solo nel finale Stigliano ha accorciato le distanze con il suo destro, un piatto nell'angolino, fotocopia della seconda rete della Came Treviso. Parte il secondo tempo tra Sporting Sala Consilina e Came Treviso. Fiuzza il suo destro verso Brunelli, deve fare qualche cosa di più. Lo Sporting deve un preziosismo, una magia sulla fascia che non riesce proprio bene. Ad Abdala la palla va fuori, strappa un altro applauso al pubblico. Sacon perde la palla, guadagna Stigliano, il tiro di Abdala, la deviazione di Ditano, aveva perso la palla Sacon. Alla battuta adesso Abdala deve accelerare i tempi, ha detto l'arbitro. Palla per Brunelli che non ci pensa 2 volte, tira. Abdala subito per Stigliano, ancora il suo destro, questa volta troppo alto, peccato, sciupa l'occasione del pareggio, ma la partita è appena iniziata, sono trascorsi meno di 40 secondi, per cui c'è tutto un tempo. Giappa, autore della prima rete. Sacon e Sutton sono in difesa. Giappa invece insieme a Turk si gestiscono più avanti. Ecco subito Ditano, ottimo il lavoro di Arcidiacone con l'aiuto di Fiuzza, la palla va fuori. Sacon, poi Turk, ancora Sutton, davanti a sé a Stigliano, raddoppia Arcidiacone, decide di tirare, nulla di fatto. 2-1. Mister Rocia si fa sentire. C'è l'arbitro che rivolge qualche parola, consiglio alla panchina, forse ha visto troppo movimento. Stigliano, Brunelli, Abdala, subito per Stigliano che ha spazio davanti a sé, esce il portiere, la doppia deviazione. Ditano si deve fermare, Ditano chiede spazio all'arbitro perché ha ricevuto un colpo. La palla è rimbalzata dal ginocchio al mento, gli ha creato forse qualche disturbo, ma adesso si è ripreso, può ripartire l'azione. Batte Abdalla a Arcidiacone, alta Ditano, Sutton, Sacon, Giappa. Non segue il rimorchio, infatti la voleva dietro la palla Sacon.
Abdallah ci riserva sempre un movimento con le sue gambe da ipnotizzare gli avversari. Brunelli, Arcidiacone ancora al centro campo, si combatte fino a quando non ci pensa Stiano ad andarsene sulla destra, viene fermato una prima volta, una seconda, ci pensa adesso Abdallah a dare respiro. Passaggio per Stiano, la palla non attraversa la linea e si guadagna così un corner. Il collettivo 84-036 intanto si fa sentire. Brunelli, il suo sinistro. Fischia l'arbitro un'irregolarità e quindi subito Sakon che ha vicino a sé Turk. Sutton, Giappa ha deviato per ultimo Turk, il numero 8 era andato a proteggere l'azione anche Brunelli. Fiuzza, Brunelli, il tunnel, Carducci adesso, c'è anche Carducci in campo. Sakon, Sutton, Giappa, Sutton, Turk, sta chiudendo bene lo Sporting e si tiene alto. Intanto sono pronti Teramo e Zonta. Mister Oliva li ha fatti alzare, c'è spazio anche per sostituzioni con Mister Rocia. Saccono la battuta, Sutton, Turk, Carducci allunga la gamba. Teramo intanto è già entrato. Arcidiacone, Teramo, buono il suo disimpegno, si gioca veramente in spazi ristrettissimi. Carducci spazza definitivamente Ditano, Giappa, il tacco, prontamente si rialza Teramo. Fiuzza, arrivano subito i giocatori ed è costretto ad allontanare la palla. Un po' di confusione, però ritmi alti con Ditano che adesso lancia la palla dove non c'è nessuno. 15 minuti 56 secondi per lo Sporting, la possibilità di ritrovare la rete per un pareggio e poi successivamente studiare un vantaggio. Sta di fatto che adesso è sotto di 2-1, le reti portate a segno da Perazzetta, ma prima di lui c'era stato Giappa nei primi minuti del primo tempo e poi ci ha pensato Stigliano alla fine del primo tempo ad accorciare le distanze. Seguiamo Teramo, Giappa gli nega il passaggio sulla fascia. Cotrignelli si tiene pronto. Zonta, Cotrignelli, Teramo, Carducci, gli fa il velo. Teramo si va a chiudere però e c'è Fiuzza che esce, ma c'è l'ammonizione per Teramo, il numero 71, che per evitare la corrente Sakon ha dovuto metterlo giù. Calcio di punizione. Ora c'è Fiuzza che si posiziona alla barriera, ammonito quindi Teramo.
Sacon deve spostare la palla di quel po' che serve per far fischiare l'arbitro. Vi ricordiamo il primo arbitro Marco Moro e il secondo Giovanni Loprete. Antonio Dan Campanella invece al crono, il tiro di Sacon deviato. Ennesimo corner. Turk subito ci pensa, Zonta. In campo Azzoni per la Came Treviso. Purtroppo le notizie dell'infermeria non sono buone. Sarà fuori Batteria, ma lo sarà anche Volonnino, entrambi per un risentimento muscolare. Uno stiramento sicuramente per Volonnino, altrettanto all'inguine di Batteria, e quindi non li rivedremo molto probabilmente nel corso di questa gara. Ma vediamo Teramo che si allunga troppo la palla. Adesso c'è Zonta, forse il pensiero di tirare c'era. Carducci ha dinanzi a sé tutta la squadra, fa girare, c'è Cotrignelli, aspetta qualcuno, non si capisce con Zonta, può ripartire il capitano Giappa. Anche Teramo adesso interviene e passa la palla a Cotrignelli. Zonta preferisce Carducci, si avvicina Cotrignelli per Teramo che alza la palla per Carducci. Siamo a centrocampo con Zonta, si fa vedere anche Cotrignelli, viene leggermente spinto, non c'è fallo, si prosegue con Teramo. Peccato per Carducci. Sono dei piccoli particolari che però compromettono l'azione stessa, e quindi si va ad un fallo laterale con Di Guida che rientra in campo. C'è anche Botosso. Del Gaudio in mezzo a due, se ne va, una serie di finte. Cotrignelli chiude anche su Azzoni. Di Guida, Del Gaudio è entrato duro su Cotrignelli, ancora un contrasto tra i due. Del Gaudio, ottima l'azione della Came, Fiuzza mette fuori. Il pubblico partecipa alla ripresa del gioco con la restituzione del pallone che è andato in tribuna. Di Guida per Botosso, in campo anche Stigliano. Vediamo come andrà a contrastare le azioni della Came lo Sporting, che necessita adesso di una azione degna di un pareggio. Vediamo Arcidiacone sul secondo palo, c'era Brunelli, ma capisce tutto Di Guida. Fiuzza, rimaneggiato questo Sporting, c'è Brunelli, vediamo Brunelli, aspetta che arrivi un giocatore, gli viene messa la palla fuori da Azzoni. Stigliano, Arcidiacone, Cotrignelli, la deviazione di Del Gaudio. Cotrignelli vede, serve Brunelli, Stigliano una seconda volta, Brunelli salta il portiere e la palla va fuori di poco, di pochissimo. Gran bel gesto, era l'unico modo per saltare il portiere. Purtroppo non c'è stato poi lo spazio per arpionare bene la palla, e quest'ultima
si è insaccata all'esterno della rete. Gran bella azione dello Sporting, che aveva approfittato di un'azione, e c'è il fallo. Deve stare attento Brunelli, Pestone, a Sutton. Adesso c'è Sacon però che parla con l'arbitro, forse voleva qualcosa in più della semplice punizione. Fischia l'arbitro. Sutton, Del Gaudio, Di Guida, Sacon, Di Guida, la palla è per Fiuzza. 11 minuti 48 secondi, si gira Brunelli, una prima, una seconda, una terza volta. Ditano è stato fortunato, Arcidiacone che se ne voleva andare sulla destra, peccato. Il fallo però laterale è della Came. Si chiede di stare calmi e tranquilli in panchina e lo dice il secondo arbitro Giovanni Loprete, di stare calmi. La battuta di Guida, Sutton con Sacon, ancora Sutton, ottimo il lavoro di Guida, scusatemi, è che adesso si lamenta ancora di più nei confronti dell'arbitro con Del Gaudio. Di Guida ora la battuta, si fa sentire il pubblico. Sutton, Del Gaudio ancora si becca questi fischi. Generoso Del Gaudio, sta facendo un'ottima partita lì davanti quando non c'è Ciapa. Lui riesce a tenere alta la squadra e a dare veramente fastidio. Buona la sua prestazione. Sutton, Sacon, Di Guida, passaggio sbagliato. La palla arriva in questo momento. 10 minuti 54 secondi e mister Oliva ne sta pensando una più del diavolo per riagguantare questa partita che sembra scivolare verso la sconfitta. Sul 2-0 ci ha pensato poi Stigliano, lo ripetiamo, ma è una squadra rimaneggiata. L'infermeria purtroppo non dà segnali positivi con Batteria e con Volonnino, entrambi con risentimenti muscolari. Di Guida, il passaggio ottimo per Sutton che vede di nuovo Di Guida. Sacon, Sutton, ancora Di Guida, Sutton, mette fuori la palla. Riparte lo Sporting. Brunelli, Abdala, Stigliano, si fa vedere centrale Brunelli. Abdala, parte Arcidiacone, sbagliato invece l'appoggio di Stigliano. Sacon per Del Gaudio che piega quasi le mani a Fiuzza, che riesce a contenere questo tiro per fortuna, e la palla va fuori sulla ribattuta sempre di Del Gaudio. Brunelli, Stigliano, sbagliato l'appoggio per Abdala. È una Came che sta lavorando tantissimo, sta sprecando tanto per tenere su. Per lei l'obiettivo della terza rete, che potrebbe essere una tranquillità, ma che al momento non arriva. È lo Sporting che deve darsi da fare. Abbiamo passato la metà del secondo tempo. Zonta, un rimbalzo che favorisce lo Sporting. Fiuzza, Stigliano,
iniziamo ad avere quindi un'idea di quello che sarà la partita nei prossimi minuti, accesa, con capovolgimenti di fronte, con Zonta che salta un avversario, sbaglia, favorisce così la discesa del Kame con Sakon e la deviazione maledetta di Zonta che favorisce la terza rete della Kame Treviso proprio nell'angolino dove non può arrivarci Fiuza. Sakon quindi mette dentro la rete del 3-1. Una deviazione, è inutile dirlo, involontaria di Zonta. Brunelli, Stigliano, Zonta. Adesso bisognerà vedere il carattere della squadra di casa con uno Sporting che viene comunque supportata dal tifo del collettivo 84036. Zonta, Brunelli, ancora Zonta per Stigliano, circola la palla, deve trovare profondità lo Sporting e adesso con Stigliano, peccato la sua deviazione che attraversa lo specchio della porta, il suo passaggio ma non c'era nessuno. Brunelli era lontano, Abdallah era andato in suo soccorso. Ciapa che rientra, Sakon, e ancora la doppia deviazione e c'è la quarta rete della Kame Treviso. In un attimo lo Sporting si ritrova con 3 reti sotto. A segnare questa volta è Botosso. Botosso, la quarta rete che gela un poco tutti coloro che sono venuti qui a San Rufo a seguire questa partita. 2 reti nel giro di poco tempo che hanno trovato impreparata la difesa dello Sporting e che hanno visto quindi il poker della Kame Treviso. Telecamere puntate in questo momento su gli ospiti con Rocia che sicuramente sta vivendo momenti tranquilli, mentre invece mister Oliva deve contenere gli attacchi con una squadra rimaneggiata quasi all'osso da squalifiche e infortuni. Si sente anche un po' di stanchezza, è normale rincorrere una partita sin dai primi minuti del primo tempo. Adesso ne mancano 8 minuti 28 secondi per cercare di riprendere una partita che, come già detto prima, sembra andare verso una sconfitta, e ci proviamo anche con il portiere di movimento, con Carducci. Vediamo di riprendere queste fasi importantissime con Stigliano, Zonta, Abdallah, Brunelli. Carica il suo sinistro, non ci arriva Carducci che va subito, schizza letteralmente, dà spazio a Fiuza per rientrare. Si va in modalità di difesa e adesso di attacco. L'arbitro dice che bisogna stare attenti alle sostituzioni, chi viene sostituito deve aspettare di uscire fuori. Carducci, Stigliano, Brunelli, Zonta e Abdallah. Ecco il quintetto di mister Oliva che cerca di recuperare lo svantaggio di 3 reti. 4-1 al Pala San Rufo. Brunelli, Zonta, Abdallah, Turk e Giappa avanti. Sutton e Sakon invece si occupano un poco più delle retrovie con Abdallah, la deviazione, fallo laterale. 7 minuti 32 secondi. Brunelli, Carducci non se la sente di tirare a Stigliano. Brunelli,
Zonta, ancora per Brunelli che potrebbe tentare, no, non tenta, ancora su Zonta, è libero Abdala, passaggio centrale a tagliare tutta la difesa, arriva Carducci in questo momento, la battuta del fallo laterale, Brunelli, Zonta, Abdala, Brunelli spezza quasi l'avversario in due, Turk che resiste senza dolori a questo grande tiro, ma si riparte. Brunelli, Stigliano si fa sentire, Mister Oliva si fa sentire dalla panchina, Zonta, ancora Abdala, Brunelli, Carducci, il tiro, la deviazione di Titano in corner. Carducci alla battuta, Stigliano, ancora Zonta, Brunelli cerca di chiudere la diagonale, Giappa ogni tanto esce fuori insieme a Turk, Abdala, era buono il suggerimento per Stigliano con Carducci, miracolo di Titano che adesso vuole sorprendere Brunelli, ricordiamo che il portiere è avanti, lo Sporting c'è sulle gambe, sta facendo un ottimo lavoro con Carducci, Zonta e questa volta Stigliano, ancora Titano che nega la seconda rete a Stigliano. Brunelli adesso inizia ad essere alquanto piacevole questo schema che ha portato già a due conclusioni nel giro di pochissimi minuti, anzi secondi, per cui si va con Stigliano, Brunelli subito per Zonta, Abdala, ancora Zonta, Brunelli, il sinistro, calcio d'angolo, 5 minuti 31 secondi. Stigliano non si fa trovare l'appuntamento, Zonta, peccato, non c'è deviazione, ritorna in porta Fiuzza e adesso sicuramente ci sarà un rallentamento delle azioni per recuperare un pochino di guida. E Giappa che se n'era andato dalla morsa di Brunelli, si era liberato. Zonta, ancora Brunelli, il passaggio è per Abdala, Titano senza nessun problema, ancora per Giappa che allunga il piede però non ferma Brunelli, Stigliano, Zonta, il portiere di movimento entra in questo momento, Carducci, power play con Brunelli, ancora Carducci, Stigliano sbaglia, costringe l'avversario a mettere fuori Stigliano, adesso si invertono le posizioni, è più in alto Carducci, vediamo Brunelli, proprio per lui Brunelli passa inesorabilmente il tempo, sono 4 minuti 23 secondi. Abdala se ne va sulla sinistra, il passaggio centrale, si allunga Titano come una ballerina in spaccata e contiene così l'ennesimo passaggio centrale dello Sporting. Del Gaudio potrebbe essere l'unico che, ecco, può dare fastidio. Abdala generosissimo, non ci arriva. Siamo a centrocampo con il fallo laterale, sicuramente Turk deve uscire, è così. Sutton, vediamo la Kame ancora con Del Gaudio, ma c'è Abdala ha spazio davanti a sé, esce l'ennesimo giocatore, ottima è la rete di Abdala, il numero 23, che mette dentro e dà un sospiro di sollievo anche al mister. Siamo 4-2, mancano 4 minuti ed Abdala mette la sua rete.
c'è anche la rete quindi di Abdallah.